Il vulcano peruviano Binas, considerato uno dei più potenti, del Sud America, è entrato, come ben sappiamo, in attività venerdì scorso. Purtroppo da allora non si è fermato e questo è il problema. Purtroppo continua la sua grande eruzione. Ricordo che sta la cenere, ho messo questa immagine di proposito perché la cenere, la colonna di cenere è alta 12 km. Quindi come potete vedere si forma quello strato che non fa passare più il sole e quindi è molto pericoloso perché sta buttando un sacco di cenere nell'aria, nell'atmosfera, quindi è molto pericoloso perché non si sta fermando. Diciamo che questo è il più forte che c'è stato negli ultimi 300 anni, quindi diciamo che è un'emergenza quasi nazionale. Diciamo in effetti anche che ci sono 30.000 persone che vivono nelle vicinanze e che sono a rischio per la salute, ragazzi, anche perché questa cenere entra nei polmoni e giustamente si fa fatica a respirare. Quindi le autorità hanno distribuito le maschere tipo quelle là antigas e stanno facendo un piano di evacuazione per allontanare la gente il più possibile, da sotto al vulcano. Quindi prosegue la sua attività eruttiva, non si è fermato neanche un poco, quindi da venerdì che sta questa colonna di cenere 12 km, quindi per il momento non sembra volere smettere, quindi è da venerdì che sta eruttando, quindi non la vedo tanto buono perché come regola già si doveva fermare, però non l'ha fatto. Quindi adesso le autorità peruviane stanno facendo una distribuzione a parte delle maschere, ma stanno vedendo come spostare la gente e trasferirli in qualche altro luogo, perché se continua così la cosa si mette male, quindi è davvero ci sono in pericolo la salute di 30.000 persone, quindi lo Stato ha decretato lo stato d'emergenza. Sì, sì, è un peccato proprio perché al finale sono costretti ad andare via perché comunque non possono stare là. Quindi spostare 30.000 persone non è come spostare 100 persone, quindi immagino già il lavoro che ci vuole qui. Però purtroppo è in pericolo la salute e devono andare via, quindi tutti quanti devono andare lo più lontano possibile affinché non ritorni la normalità. Purtroppo si aspettavano che da venerdì si calmasse la situazione, ma invece non è cambiato nulla, quindi devono andare via per adesso e vedere se finalmente riesce a calmarsi oppure no, quindi tutto dipenderà da come il vulcano reagirà. Se incomincia a calare allora la gente potrà tornare a casa, ma se no, se continua così, a parte che a livello climatico poi ne risentirà nell'inverno, quindi immaginate quella nuvola che ci sta sopra mo in questa fotografia, no? Mo il sole lì non passa più, immagina il freddo che arriverà quando poi arriverà veramente l'inverno. Quindi diciamo che fanno uno spessore nell'atmosfera e quindi creano come una cappa, quindi non è una cosa buona. Anche perché stanno eruttando molti vulcani, quindi va a finire erutta uno, erutta un altro, va a finire tutto il pianeta, alla fine si ricoprirà di questo strato di cenere. Speriamo di no. L'unico pericolo per tutto il mondo può venire solo da Yellowstone e dai Campi Flegrei, in effetti. Se uno di questi dovesse esplodere, con tutti questi vulcani che già sono attivi, mi sa che ce la vedremo un po' nera un po' tutti a livello climatico mondiale. Per ora è solo a livello locale, in Perù, dove stanno eruttando i vulcani. Però ripeto, se un super vulcano come Yellowstone cambia i Flegrei, quello può influenzare a livello mondiale, non a livello locale, quindi meglio che stanno fermi.
Vabbè ragazzi, se saprò qualcosa in più sul, diciamo, su Culubinas, questo vulcano del Perù, sperando che smetta, io farò un aggiornamento. L'ho fatto, però l'ho fatto perché non è cambiata la situazione, quindi è rimasto stabile, sta eruttando e basta, non si ferma. Quindi l'ho fatto, ma l'ho fatto però speravo di dire che si era fermato, però non si è fermato ragazzi, quindi sta continuando la sua potenza eruttiva. Questo qui è molto potente e quindi erutta molto alto, 12 km sono tanti ragazzi, quindi è molto molto. Va bene ragazzi, in caso di ulteriori aggiornamenti io ora ce ne sono 21 attualmente, grazie. E con questo 22 io non ho scritto proprio nulla, a parte che non scrivo quando faccio i video, quindi non può essere, perché non posso solo parlare ma non scrivere, quindi qualcun altro, ah non lo so, non l'ho vista, ma qua perlomeno non ha scritto così, non lo so, perlomeno in questo video no. Quindi ragazzi, in caso di ulteriore aggiornamento io lo farò come sempre. Speriamo che stavolta dico che è finito e che le persone sono rientrate. Sì, sì, copia tutti, non ti preoccupare, sì, sì. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e ci sentiamo più tardi.